Siamo a Casalbore e questa è la torre restaurata. Siamo ospiti degli amici Giuseppe e Lucia alla Masseria Sant'Elia. Sul web si trova Oasi Masseria Sant'Elia. È una struttura che è stata creata, inventata in questi anni partendo da un'antica masseria che era qui in loco e è il centro di attività culturali che interessano sia l'etnografia, sia l'archeologia, ma anche la fede attraverso i pellegrinaggi che vengono organizzati. Infatti ci troviamo qui sul tracciato di un tratturo che passa di sotto e che poi prosegue per il centro del comune di Casalbore. Questa è una pergola, una preula in dialetto, ancora carica d'ua. Questo è un murales che è stato fatto recentemente, un noce che ha qualche anno d'età, è ancora in salute. Questo è un anello, in dialetto era Lucate Niedro, a cui si legavano le cavezze di cavalli, muli, asini. Questo invece è un attrezzo di lavoro. Serviva per curvare i giochi dei buoi, quindi è un curvaturo. Serviva anche per raddrizzare i pali che erano storti e i manici di zappe e altri attrezzi di lavoro. Questa masseria ha una lapide che riporta il 1797 come anno e sarebbe appartenuta alla famiglia De Martino. Ecco, secondo quello che mi dice Giuseppe, la masseria era più antica e i suoi antenati ne sarebbero venuti in possesso nella seconda metà dell'Ottocento. Questo è un portale molto interessante e davanti alla porta c'è una tendina contro insetti e mosche che vorrebbero entrare. Questo è un posto da sedersi, è fatto con una trave, Montecalvo sedeturo, a Casalbore assettaturo, ma si poteva chiamare pure chianga. Sì. Questa è la bagnina, è una bagnina di ferro zincato. Questa è la croce viaria che indica i vari percorsi che i pellegrini e anche i visitatori di questa masseria possono fare. È stata questa croce posta qui dall'amico titolare Giuseppe Resce e lui ci può illustrare l'attività che sta facendo per promuovere sia un'attività di fede ma anche culturale. Per ora il nord è indicato alla nostra La croce viaria è stata appunto ideata per tutte le persone che camminano e raggiungono questo luogo, dove viene indicato i chilometri ancora che devono percorrere per raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati. Quindi abbiamo da Roma a Canterbury, Santa Maria di Leuca, Monte Sant'Angelo, Gerusalemme, Santiago ed altri. Ultimamente abbiamo avuto un buon afflusso di pellegrini che vengono da Roma diretti sia a Monte Sant'Angelo percorrendo la via Michaelica,
sia la via Francigena, Traiana per Brindisi, che poi una volta raggiunto Brindisi o Santa Emilia de Leuca si imbarcano per Gerusalemme. Quindi per i luoghi santi. Per i luoghi santi, sì. Bisogna aggiungere che Giuseppe, per fortuna sua e nostra, non è solo, ma è aiutato dalla signora Lucia, sua moglie, con cui porta avanti con grande passione e amore questa attività. Sì, cerchiamo. E quello che noi speriamo è che i semi che lui sta gettando, sta mettendo a dimora da anni, poi daranno i loro frutti. Speriamo, noi cerchiamo appunto di valorizzare il territorio con varie iniziative, varie attività, sia culturali, gastronomiche, cercando di recuperare i piatti antichi contadini delle nonne, cioè tutto ciò che valorizzare l'ambiente, la natura, i siti archeologici, le località di un certo rilievo. E questo. Va detto che alle spalle della Oasi Masseria Sant'Elia c'è la necropoli. Esatto. Dei Sanniti, la necropoli sannitica, e quindi probabilmente potevano essere qua popolazioni dei Pentri, dei Frentani, Esatto. E quindi lui fa anche da guida alle persone che sono appassionati di archeologia e incuriosite da questi posti carichi di tanta storia. Esatto. Tanta Perché storia, tanta. Casalbore è un paese carico di storia. Vi sono campi coltivati che sono sotto la tutela della soprintendenza di Avellino, Salerno e Benevento, perché ci sono reperti accertati e intanto mancano le risorse per fare scavi, per recuperarli, per studiarli e per esporli nei musei. Oggi è una giornata magnifica e va detto che anche il circondario è molto bello, quindi uscendo da questo cortile che è davanti alla masseria, che è un cortile storico e tutelato anch'esso dalla soprintendenza assieme alla masseria, è un pavimento antico, in dialetto si chiama la seucia, cioè è un pavimento fatto con sassi di fiume, quindi è un selciato, quindi fatto con sassi di fiume, molto bello, e quindi non si può asfaltare qui, non si può cementificare, e per fortuna nostra, perché così possiamo vedere come erano certe opere viarie antiche. Ecco, questo è il locale che fa da ristoro, quindi questa è l'insegna, Masseria Sant'Elia, ospitalità del cammino, via Francigena, Micaelica, viabilità antica, e questo è la via Michele, è San Michele Arcangelo. Questo è San Michele Arcangelo. Un'altra pietra scritta, Masseria Sant'Elia 1797-2017, ricordo Giuseppe Resce. Questi sono dei fiori stupendi, creste di gallo. Ecco, adesso andiamo a riprendere una pietra antica molto importante nella città contadina, che è l'utufo. Ecco, l'utufo era un sasso che ha un foro in cui si metteva una corda, una fune di canapa, che era agganciata al collare di
una coppia di buoi o di muli o di qualche asino, e veniva trascinata questa pietra sull'aia su cui si trovavano i covoni, la pisatura. E le funge cardarie lì escono ancora. No, ma anche quelli escono, perché non ci stanno più pecore che pascolano. Quindi non c'è più il letame. Non c'è più letame e non ci sta, anche perché loro pascolando subavano, come te devo dire. Vabbè, diciamo il letame però smuovevano il terreno e poi anche gli arbusti, il cardo insomma, no? Quindi smuovendo il cardo, praticamente sul cardo poi si produceva questo. Quella grande e quella piccolina vicino. Queste furono aperte? Sì, questa è stata per una sola in mezzo. Ah. Rotonde. Qui ci troviamo Località sempre Tresoro. in località Tresoro, e vi sono due tombe che furono aperte dalla soprintendenza di Avellino, Salerno e Benevento. Questa è una tomba piccola e questa invece è la tomba più grande a fianco. Quindi non tutte le tombe furono aperte, e quelle che furono aperte fecero ritrovare molto materiale che era costituito da corredi funerari. Questa è un'altra tomba che fu aperta dal professor Johannowski, che poi fu promosso e passò al ministero, e da questa promozione non ne venne niente di buono per questo posto, cioè non fu fatto più nulla in questo sito. Questa è un'altra tomba, un tumulo di sassi molto grossi, che è stato coperto da alberi spinosi, quindi biancospino, lì ci sono polloni di quercia, altri polloni di quercia e rovi. Questo è tutto territorio della necropoli sannitica, e qui ci sono tombe. Questo è un altro tumulo, quindi sono terreni adibiti a pascoli. Però non frequentati da turisti archeologici. Sì, vengo. Questa è la tomba del gigante, è una grossa tomba che fu aperta dalla soprintendenza e furono trovati reperti importanti come corredo funerario, e vi era anche una collana d'ambra. Ecco, questi sono frammenti di cotto, e quindi attestano la frequenza di popoli sanniti in questo posto. Nella tomba qui furono trovate armi, e sono tutte nei musei che sono sotto la sorveglianza della soprintendenza. Questa è sempre la tomba del gigante. Questo è un reperto sulle zolle del terreno coltivo qui nella necropoli sannitica. Si tratta di un frammento di un vaso e il fondo del vaso con vernice scura.
Questo è un campo di mais che è stato raccolto e quindi siamo tra le zolle nella necropoli sannitica, e sulle zolle sono presenti frammenti di cotto, e quindi sono dei cocci, vasi, scodelle, che hanno una certa rilevanza e quindi appartengono a quel periodo sannitico e romano. Questa è una tomba intatta, quindi il cumulo che c'è di pietre qui non è stato rimosso o aperto, e quindi si presume che sotto vi sia ancora una salma. Questa è un'altra tomba, lì c'è un'altra, questo è un altro tumulo, un'altra tomba intatta. Dalla necropoli sannitica c'è una vista, dalla necropoli sannitica c'è una vista straordinaria sui panorami circostanti. Qui si sovrappongono in alto a sinistra Trevico, poi in mezzo Ariano e poi al di qua di Ariano Monte Calvo Irpino. Questo è Greci. Questo è Savignano. Questo è Trevico, che è il comune più alto dell'Irpinia. Poi abbiamo Ariano Irpino e al di qua Monte Calvo Irpino, che è il mio paese di nascita. Questo è il perastro, l'uperazzo. Allora, questo è l'umelaino, cioè un melo selvatico, e il frutto è piuttosto piccolo qui perché è stato secco anche oltretutto. Quindi è un melo selvatico, ottimo porta innesti. Siamo su Monte Calvello, che è il monte più alto che si trova alle spalle di Casalbore, è il monte più alto della Valle del Mescano. Questi sono i boschi attuali e vi erano pascoli qui del demanio statale, si pagava una tassa per poter pascolare le proprie bestie. Il nome della tassa era fida. Ecco, dove ci sono quelle torri eoliche, un grosso parco eolico che ha invaso e deturpato questo paesaggio, è attraversato da un tratturo che parte da Isernia e collegava il Molise alla Puglia. Ecco, questi monti che si vedono in lontananza e adesso siamo al tramonto, sono i monti del Matese. Poi dove c'è il sole abbiamo il Taburno o Dormiente del Sannio. Quindi qui sotto abbiamo tutta una realtà particolare di campi coltivati, c'è un laghetto di una cooperativa che poi fu liquidata, una cooperativa che si doveva occupare di allevamento zootecnico, e questo che vediamo è praticamente l'Alto Sannio. Siamo a oriente di Benevento. Ancora andando avanti vediamo i monti dell'Irpinia e quindi
abbiamo il Partenio, i Monti Picentini, quindi dove dietro c'è la vetta del Terminio, poi a sinistra abbiamo il monte più alto dell'Irpinia, il Cervialto, poi proseguendo arriviamo al Vulture, che è il vulcano spento della Lucania del Nord, è spento da 2 milioni di anni. Qui vediamo i comuni irpini di Ariano Irpino, dietro Ariano c'è il comune più alto che è Trevico, poi abbiamo qui davanti Monte Calvo Irpino. Di sotto abbiamo la Valle del Miscano. Le pale eoliche fanno un concerto nel vento questa sera. È scoppiato un incendio tra Ginestra degli Schiavoni e Casalbore e noi qui su Monte Calvello, dove arriva un bel vento, vediamo la cenere che arriva, cioè sono praticamente frammenti di cortecce o di steli o di foglie bruciate. In dialetto montecalvese si chiamano le fadrippole, che volano come delle farfalline, cioè il vento le solleva e le spinge come se fossero farfalline.